Continuano al Liceo Classico Empedocle gli incontri con gli autori. Oggi si parlerà delle donne illustri che nel libro di Cilona sono state citate, donne agrigentine, anche in vista della prossima festa dell'8 marzo. Sì, come sempre il Liceo Classico e Musicale Empedocle ha voluto essere al centro di questo dibattito che riguarda le donne in vista proprio della Giornata Internazionale della Donna che si celebra ogni 8 marzo. Oggi abbiamo un ospite illustre, il dottor Paolo Cilona, che presenterà ai nostri studenti il libro Donne Agrigentine, riguardanti appunto figure femminili a noi vicine non nel tempo e magari non nello spazio, ma vicine per stato d'animo, per coraggio, per atteggiamenti e per determinazione. Ancora oggi un esempio per ciascuna di noi. Ecco, quanto sono importanti questi momenti anche per i ragazzi? Sono importantissimi, i ragazzi hanno già letto il libro e instaureranno un vero e proprio dibattito con l'autore ponendogli delle domande. L'autore ha ripercorso la vita di queste donne che nel passato hanno lottato per i loro diritti che oggi forse sembrano scontati, ma che sono proprio dovuti al frutto del sacrificio di queste donne. Per noi esempi imprescindibili. Continuano le rappresentazioni scolastiche del libro che parla delle donne agrigentine nel mondo della scuola. Un ottimo esempio tra le tante agrigentine conosciute, ecco, qualcuna in particolare, dottore Cilona? Beh, sono tante le donne che io tratto in questo libro che ha trovato grande interesse da parte degli studenti, da parte della comunità agrigentina. Sono donne importanti, sono donne geniali, creatrici e soprattutto donne che hanno lasciato esempi indelebili del loro cammino umano e professionale. Tra le tante mi pare anche giusto ricordare la professoressa Cremona, che ha dato tanto dal punto di vista come docente al liceo, ma anche stata una grande imprenditrice che creò per la prima volta un grande albergo proprio nella nostra città chiamandolo il Mediterraneo. E poi ci sono tante altre donne che effettivamente sono state qui luce di un cammino favoloso, donne che hanno dato qualcosa che altri non hanno mai pensato, come ad esempio a Curcia Pumilia, che nel 1905 andò a fare una manifestazione di protesta davanti alla prefettura perché lei giustamente voleva avere anche il diritto di voto. Oggi riproponiamo la presentazione del libro di Paolo Cilona, del dottore Cilona, sulle donne agrigentine che si sono distinte per essere le prime donne ad affrontare alcune tematiche e a creare i primi sodalizi nella città di Agrigento. Il libro è già stato presentato al Consorzio Universitario in un precedente liceo, al Liceo Leonardo. E continueremo questa strada nella presentazione di questo testo utilissimo che sarebbe auspicabile adottato almeno alcuni testi nei vari licei. Si tratta di signore, di donne molto note nell'Agrigentino. Io ne ho conosciute parecchie e mi sono dedicata ad approfondire la personalità delle signore Bonfiglio, la nonna e la mamma delle notissime Rosa Bonfiglio Miceli e Bianca Bonfiglio Rubino, e il fratello Angelo Bonfiglio, che è stato presidente della regione, perché sono state le prime signore, la prima del 1864 è nata, a creare i primi sodalizi femminili con laboratori di ricamo, luoghi di ritrovo ai quali partecipava a queste riunioni il vescovo di allora, Peruzzo, e poi queste associazioni sono state sostituite dall'Ande, da Maria Cristina Recente e dalla Fidapa sezione di Agrigento. Ecco, l'Ande si propone sempre in prima fila per queste iniziative, in particolare queste che riguardano le donne in vista dell'8 marzo. Siamo di nuovo qui in mezzo ai ragazzi, ieri al liceo scientifico, oggi al liceo classico, grazie alla preside, alla Maria Cristina di Savoia con Marina Arnone e con il dottore Cilona. Quindi oggi sarà una giornata di nuovo intensa a presentare le belle figure femminili dell'Agrigentino come esempio di virtù e come modello di vita.